Avvicendamento al comando provinciale dei Vigili del Fuoco in messa interforze prenatalizia con l'arcivescovo. Arriva il tetto al prezzo del gas, il governo regionale approva finanziaria, prossimo step al Palazzo dei Normanni, addio a Speed, si passa alla carta d'identità digitale. Manifestazioni per l'ospedale di Ribere di Taormina, cittadini e sindaci in protesta. La polizia postale vi spiega come fare acquisti online evitando le truffe. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura il precetto natalizio interforze nella concattedrale Santa Croce di Villa Seta. A celebrare la messa l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, affiancato da Don Salvatore Falzone, cappellano dei Carabinieri. Era lì Giuseppe Moscato. Dolce Gesù, risorto dalla morte sei con noi. Precetto natalizio interforze questa mattina presso la concattedrale di Villa Seta, alla solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Agrigento, Don Alessandro Damiano, hanno partecipato gli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia e ai corpi dello Stato della provincia. Presenti il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, il questore e i comandanti provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto, della Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale, unitamente anche alle associazioni dei militari in concedo. Il pastore della Chiesa agrigentina nella sua omelia ha ringraziato tutte le forze armate e le forze di polizia per l'impegno quotidiano a tutela della popolazione. È un momento di riflessione, ha detto, una lettura del Natale, della scelta di Dio di essere solidale con l'umanità, e gli uomini e le donne in divisa interpretano con il loro servizio questa solidarietà. Al termine della concelebrazione, il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Vittorio Stingo, a nome di tutti ha ringraziato l'arcivescovo per le sue parole e la sua vicinanza, quindi la tradizionale foto di gruppo nella scalinata della chiesa. È un appuntamento tradizionale questo di una celebrazione prenatalizia con tutte le rappresentanze delle forze armate che operano sul territorio. Abbiamo già fatto una celebrazione all'inizio di dicembre a Lampedusa con gli uomini e le donne che operano lì. Oggi la facciamo qui in questa chiesa di Villa Seta con, ripeto, tutte le rappresentanze. È un momento di riflessione, una lettura del Natale, di questa scelta di Dio, scelta irrevocabile di essere solidale con l'umanità, e gli uomini e le donne delle forze armate interpretano anche con il loro servizio questa solidarietà con tutti gli uomini, con tutte le donne, con i cittadini, per i loro particolari servizi. Un messaggio particolare per questo Natale particolare? Ecco, che possa per tutti essere un Natale speranzoso. Sì, è un momento anche di condivisione dei sacrifici, dell'impegno di ogni giorno, ma anche un momento, come ho detto in tante occasioni, di speranza. Queste sono le persone che garantiscono la sicurezza del nostro territorio e che oggi si incontrano insieme in un momento di preghiera e io direi a questo punto anche di ringraziamento, questo lo dico a titolo personale, al Signore perché ci dia sempre la forza e il coraggio di andare avanti. Qual è allora il messaggio particolare per questo Natale, che per tutti forse è un po' particolare? Il messaggio è quello di viverlo con la serenità di chi fa il proprio dovere correttamente e mettendo veramente al primo posto i valori veri della vita, che nel caso delle persone di cui stiamo parlando oggi sono il servizio allo Stato e alla comunità. Il precetto natalizio, un momento di incontro, di riflessione e di preghiera anche per gli uomini e le donne in divisa. Sì, è un momento in cui la comunità
la comunità in uniforme di questa provincia si unisce tutta insieme per celebrare il Santo Natale e per ringraziare la nostra comunità con un auspicio particolare, quello di vedere un anno nuovo differente, molto più sereno, un anno di pace in cui noi continueremo ad offrire il nostro contributo per la sicurezza di tutti. C'è un messaggio particolare per questo Santo Natale? Auguriamo a tutti di stare vicini alle proprie famiglie, ai propri cari, ai propri affetti, a tutti coloro che possono festeggiarlo in serenità, ma anche a tutti coloro i quali in una difficoltà economica saranno costretti a chiedere aiuto. Noi ci siamo e siamo vicini. Ogni anno ci fermiamo per una sosta sana, dico io, e santa, quella che è la Santa Messa in preparazione a Santo Natale. Ci vede attorno all'altare, vede tante divise, uniformi, ecco, per fare famiglia, no? Quella famiglia che richiama la coesione, la pace, la serenità e l'armonia. I militari, forse più degli altri, hanno bisogno di una pausa di riflessione? Ecco, anche loro hanno bisogno di ricaricarsi, perché questa ricarica significa attingere dall'unica e vera sorgente, no? Che è Cristo, che dà forza, coraggio e soprattutto li aiuta nello svolgere il proprio compito con spirito di abnegazione. C'è un messaggio particolare per questo Natale? È quello di pregare affinché ci sia pace, ma non solo nel mondo, ma anche in famiglia, perché a volte le guerre ce l'abbiamo in casa e poi andiamo a pregare per le guerre esterne. Bisogna pregare sia per le guerre esterne e anche per le guerre interne. Cambio alla guida del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento. Giuseppe Merendino lascia la città dei Templi dopo oltre 3 anni e si trasferisce a Palermo. Il nuovo comandante è Antonio Giulio Durante. Oggi la cerimonia di avvicendamento alla presenza delle più alte cariche civili e militari. Il nostro direttore Arturo Cantella. Cambio di guardia al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento, oggi alla presenza dell'autorità militare e civile e del prefetto di Agrigento Rita Cocciufa. Il comandante, ingegner Giuseppe Merendino, lascia così la guida a 3 anni dal suo insediamento nella città di Templi al neoarrivato Antonio Giulio Durante, proveniente da Milano, che proprio oggi compie il suo 20° anno di attività nel corpo. Merendino andrà a Palermo al comando regionale, visibilmente commosso, ha tracciato un bilancio della sua attività, con particolare riferimento alla tragedia di Lavanusa che ha lasciato dentro di sé un ricordo indelebile. Visibilmente commosso, Merendino ha consegnato la fascia al nuovo arrivato, consegnandogli un comando provinciale ben strutturato e affiatato nel lavoro. Il nuovo comandante continua l'opera di Merendino nel solco di quanto da lui fatto, chiedendo collaborazione ai suoi colleghi. Sì, sono stati 3 anni per la verità, ma sono emozionato e ho grande nostalgia, perché sono stati 3 anni impegnativi. Al comando ho trovato un gruppo di vigili del fuoco che mi ha seguito in tutte le attività e con la sua capacità mi ha fatto fare gran bella figura con tutta la cittadinanza, con tutte le autorità. Il prefetto, il vescovo, tutte le autorità hanno sempre mi hanno rappresentato la stima per i vigili del fuoco, per il loro operato. Ricordiamo innanzitutto il disastro di Lavanusa, ma tutti gli interventi, circa 7.000 che i vigili del fuoco fanno ogni anno, in particolare per gli incendi che affliggono d'estate il territorio di Agrigento. Ma i vigili del fuoco di Agrigento, con le loro competenze, hanno saputo sempre affrontarle nel modo migliore. Ora vado a Palermo, in uffici della direzione regionale, ma lascio questa città, lascio un pezzetto di cuore. È stato un periodo difficile dovuto anche alla pandemia, ecco, anche lì siete stati, diciamo, abbastanza impegnati, no? Sì, è stato quegli anni là, il 2020-2021, sono stati degli anni particolari che hanno stravolto un po' l'organizzazione del servizio per tenere conto dell'emergenza della pandemia e dove siamo stati capaci di fare i necessari servizi, ricordo le sanificazioni fatte in tutti gli enti pubblici e quindi abbiamo dato aiuto comunque per quanto possibile agli enti e alla cittadinanza. C'è un ricordo particolare che si porta dietro? Qua il ricordo è quello di Ravanusa, quell'esplosione lì e purtroppo il recupero di quelle vittime è un ricordo triste che mi resta, è stato un ottimo intervento ma purtroppo non c'è stata la consolazione di poter recuperare molte persone vive, solamente 2 e quindi una tristezza infinita che mi porterò per sempre finché sarò vivo. Un'esperienza che le servirà anche per la sua carriera, no?
Certo, è un'esperienza che resta, perché la capacità di prendere decisioni immediate è un po' il nostro modo migliore di svolgere le attività, e quindi quello è stato un momento in cui abbiamo dovuto prendere decisioni immediate per portare a giusto compimento il nostro lavoro. Dal punto di vista della prevenzione, Agrigento come è messo, comandante? Per quanto riguarda la prevenzione incendi, Agrigento è una città che non ha un grossissimo carico di lavoro, perché purtroppo non ha un tessuto industriale e commerciale molto sviluppato, quindi per le attività che ci sono cerchiamo di svolgere in sinergia anche con le forze dell'ordine e con la magistratura il nostro controllo, e anche di sviluppare una coscienza della sicurezza negli imprenditori e nella cittadinanza. Che struttura lascia al suo collega che subentra, insomma? Allora, io avevo un obiettivo quando sono arrivato, che è quello di far lavorare i Vigili del Fuoco come una squadra, e ci sono riuscito a stemperare tensioni e difficoltà, e abbiamo cercato, nei limiti e nelle difficoltà di bilancio organizzative, di sviluppare al meglio il comando, e devo dire che i risultati sono stati ottimi, come dicevo prima, e quindi lascio al collega più giovane, quindi ancora più desideroso di me di portare avanti, di innovare, lascio una struttura che funziona, penso, nel miglior modo possibile. Il mio comando di uscita è Milano, ho fatto 19 anni di servizio a Milano e sono contento di essere qui, orgogliosissimo, e ho voglia di mettercela tutta e di continuare il lavoro fatto dal mio collega Giuseppe, che oggi festeggia 3 anni e mezzo di servizio ad Agrigento. Da quello che so ha fatto molto bene, mi lascia un comando in salute e quindi lo ringrazio, ne approfitto per ringraziarlo. C'è un territorio difficile, comandante, non so se lei ha avuto modo anche di seguire un po' le vicende, ricordiamo insomma Ravanusa, uno per tutti, l'esplosione a Palma di Montechiaro, insomma bombole di gas un po' dovunque, è un territorio difficile. Sì, questo è il nostro lavoro però, i Vigili del Fuoco questo fanno, purtroppo le calamità è brutto, sono capitate qui, però in tutta Italia di calamità ce ne sono tante, il Corpo Nazionale deve essere sempre all'altezza del proprio compito. Per cui diciamo, io ce la metterò tutta per fare in modo che l'attività dei Vigili del Fuoco sia sempre in primissimo piano. Dobbiamo aspettare qualche innovazione, comandante? Sì, di innovazioni diciamo, ce ne dobbiamo aspettare tante. Allora, io direi la prima soprattutto legati al PNRR, diciamo, nuovi combustibili, dobbiamo essere all'altezza delle nuove sfide, l'idrogeno, le batterie saranno sempre più diffuse e noi dobbiamo essere all'altezza. Io però ritengo che la sfida più importante sia quella diciamo, essere all'altezza delle calamità. Le calamità sono sempre più diffuse, dobbiamo fare in modo da garantire, diciamo, con la protezione civile il soccorso nelle calamità. Si lamenta per gli organici carenti, i Vigili del Fuoco in questo senso? Sinceramente sì, qualche problematica c'è, però devo dire che il comandante mi sta lasciando un comando in buona salute, ho poco da lamentarmi, almeno per ora ho poco da lamentarmi. Ad Acireale lutto cittadino e funerali del sedicenne che ha perso la vita in un incidente stradale. Vediamo. Ieri pomeriggio ad Acireale, nella chiesa del Santissimo Salvatore, i funerali di Daniele Cantale Granaro. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Alì ha proclamato il lutto cittadino, con esposizione a mezz'asta delle bandiere del Palazzo di Città e la partecipazione di una delegazione istituzionale comunale alla Santa Messa. Il sedicenne ha perso la vita in un incidente stradale. Erano le 3 di notte, era a bordo di uno scooter Honda SH e sarebbe andato in collisione in prossimità del crocevia di Corso Italia con un'Audi guidata, pare in controsenso e a gran velocità, da un cittadino albanese di 23 anni. Il ragazzo in sella allo scooter, che indossava il casco dopo il terribile scontro, è stato disarcionato dal sellino del 2 ruote finendo rovinosamente sul selciato. Sarebbe morto sul colpo. L'altro ragazzo si sarebbe fermato per prestare soccorso. Sul posto sono intervenute le volanti del commissariato di Acireale, un incrocio spesso teatro di incidenti nel pieno centro della città, una tragedia che ha toccato l'intera comunità.
Inutili soccorsi dei sanitari del 118 subito accorsi sul luogo dell'incidente. Ribera scende in piazza per salvare l'ospedale Fratelli Parlapiano. Dopo un'audizione della Sesta Commissione Salute, il governo regionale si impegna ad individuare misure e risorse per ristabilire la normale fruizione dell'ospedale. I cittadini sono scesi in strada a manifestare. Vediamo. Giornata di protesta ieri a Ribera per l'ospedale organizzata dai comitati spontanei del territorio alla presenza di circa 5.000 persone, segno di una problematica che viene ancora molto sentita nel territorio locale. Presenti anche molti sindaci dell'entroterra che vedono un punto di riferimento importante per la struttura medica crispina. Alla manifestazione hanno partecipato anche diversi parlamentari regionali, tra cui l'onorevole Pace, che ha ribadito il suo impegno in Commissione Sanità. La scorsa settimana, ha affermato Pace, in occasione dell'audizione con l'assessore alla sanità Giovanna Volo per il riconoscimento del presidio ospedaliero Fratelli Parlapiano di Ribera quale ospedale di zona disagiata. Al termine una risoluzione, afferma l'onorevole Pace, che ha trovato tutti i componenti della Commissione d'accordo, che impegna il governo regionale ad adoperarsi in tal senso e che ha trovato tutti uniti. In merito all'ospedale di Ribera è intervenuto anche il commissario regionale della Nuova Democrazia Cristiana, onorevole Totò Cuffaro, affermando come riaprire l'ospedale di Ribera ricade in un momento storico in cui è fondamentale un ritorno alla normalità della gestione e delle problematiche della sanità in Sicilia al fine di rispondere in termini generi alle esigenze dei cittadini. Alla manifestazione ha anche partecipato l'onorevole Margherita Ruvolo, affermando ancora una volta l'importanza della struttura agrigentina all'interno di un territorio fortemente penalizzato nel suo insieme. Oggi siamo qui intanto per fare sì che ci sia una presa di posizione da parte dell'ASPE e quindi dell'assessorato alla salute che possa aprire l'ospedale con il no Covid e quindi con tutto quello che questo rappresenta. La seconda cosa è fare in modo che il pronto soccorso per i codici base possa funzionare, quindi anche il pronto soccorso no Covid, e poi iniziare questo percorso seguendo un po' quello che è stato l'input da parte del comitato ospedale zona disagiata per chiedere tutti quei passaggi propedeutici per arrivare a questo riconoscimento. Quindi oggi è l'inizio di un nuovo percorso dopo che questo ospedale nell'arco di meno di 2 anni ha avuto un investimento notevolissimo, grazie, devo dire, approfittando del Covid, investimenti per poter oggi essere un ospedale all'altezza di questo nome. Rischio depotenziamento dell'ospedale di Taormina, 30 sindaci in protesta. I dettagli nel servizio. Il depotenziamento dell'ospedale sicuramente può provocare e provoca tuttora alla cittadinanza un grande disagio per appunto un riscontro di erogazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale, che ci auguriamo, noi siamo sempre vicini come CISL Funzione Pubblica a tutti i lavoratori e ci auguriamo che questa problematica venga risolta il prima possibile con la dotazione organica e con la previsione appunto di assumere nuovo personale. Abbiamo detto al Presidente Schifani e all'assessore alla salute che il presidio di Taormina non si tocca. Fra le altre cose, nelle dichiarazioni programmatiche fatte proprio da Presidente Schifani si incomincia a intravedere una direzione che è quella verso la privatizzazione della sanità e noi abbiamo detto che quello che è un'eccellenza pubblica deve essere toccato. Credo che sia giusto che in questo momento non ci siano colori politici, è una battaglia che riguarda il territorio, è una battaglia che riguarda le nostre comunità, non è più possibile accettare che questo ospedale venga depotenziato, ci sono oltre 14 reparti che in questo momento sono in carenza di organico, ci sono altri reparti in cui mancano i primari da diverso tempo, c'è una cardiochirurgia pediatrica che è prorogata fino a luglio e che ovviamente non può rimanere in questa condizione di precarietà, anche di fronte a quello che sembra l'ennesimo scippo che l'ospedale dovrebbe subire con una cardiochirurgia pediatrica che nasce a Palermo. Noi abbiamo L'Unione Europea ha trovato un accordo sul tetto massimo al prezzo del gas. I dettagli nel servizio.
Dopo mesi di negoziati e 2 riunioni ministeriali d'emergenza, i ministri dell'energia dell'Unione Europea hanno trovato un accordo sul tetto massimo al prezzo del gas, un'intesa resa difficile dalla natura stessa della misura. I 27 hanno concordato un tetto a 180 euro al megawattora in caso di superamento della soglia per 3 giorni consecutivi. Da un punto di vista politico si tratta di un risultato importante soprattutto per l'Italia, che con il governo Draghi era stato il primo paese ad avanzare questa proposta, misura sostenuta anche dall'attuale Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'accordo raggiunto in Europa sul tetto al prezzo del gas è una grande vittoria italiana, è una vittoria costruita con molta pazienza, per la quale bisogna intanto ringraziare anche il governo precedente che l'aveva istruita. È una battaglia sulla quale l'Italia è andata avanti con determinazione e questo ha portato alla fine, nonostante ci fossero grandi resistenze, a portare tutta l'Europa su una proposta che insomma eravamo stati tra i primi, se non i primi, a fare, che è un enorme segnale per le famiglie e le imprese italiane ed europee, e dimostra che insomma quando ci si mette un po' di determinazione, un po' di caparbietà, i risultati possono arrivare. Sono molto soddisfatta, devo ringraziare il ministro Pichetto, il ministro Fitto che ci hanno lavorato, il ministro Cingolani che ci aveva lavorato prima, e ovviamente adesso si tratta di monitorare per una effettiva applicazione insomma, del tetto nei tempi previsti in modo rapido. Il tetto si applicherà a partire dal 15 febbraio 2023. Sui reali effetti del tetto sui prezzi del gas e sulle bollette di imprese e famiglie, le prime valutazioni sono prudenti, se non scettiche. In ogni caso, gli esperti riconoscono che l'accordo è un segnale importante per i mercati. Il messaggio è che l'Unione Europea non è più disposta a pagare qualsiasi prezzo. Il governo regionale ha approvato la prima finanziaria della legislatura che adesso da Palazzo d'Orleans approda a Palazzo dei Normanni. Arturo Cantella. Una manovra finanziaria asciutta e piena di contenuti inseriti con la piena condivisione degli assessori. Ci siamo confrontati e abbiamo lavorato in un ottimo clima, una legge di stabilità che, confermando l'impegno di questo governo a fare ordine nei conti della Regione, si pone l'obiettivo di dare un deciso impulso su 3 ambiti strategici: l'occupazione, per creare più posti di lavoro e sostenere le imprese; la sanità, per dare nuova linfa alle strutture sul territorio; e il supporto agli enti locali, per dare slancio alle progettazioni e cogliere così nuove opportunità di finanziamento. Questo quanto dichiarato dal Presidente della Regione siciliana Renato Schifani, annunciando il via libera da parte del Governo regionale del disegno di legge di stabilità regionale, del bilancio di previsione 2023 e del pluriennale 2023, 2024, 2025. La Giunta regionale ha anche approvato una norma di assestamento che garantisce il recepimento dell'accordo con il governo nazionale, che ci ha assegnato 200 milioni di euro alla nostra regione per il ripiano degli aumenti sulla spesa sanitaria a carico di noi stessi. Abbiamo stanziato, prosegue il governatore, le somme necessarie per garantire sgravi contributivi per chi assume, un'implementazione delle borse di studio per gli specializzanti di medicina, la creazione di un fondo di rotazione a favore di quei comuni affinché possano dare incarico ai tecnici per la progettazione ed evitare che i fondi europei vadano così in disimpegno. Stiamo lavorando, continua Schifani, anche sulla riduzione delle liste di attesa, un tema complesso e delicato ma prioritario. È uno strumento asciutto ma pieno di contenuti, concepito per dare risposte e difendere l'interesse della Sicilia e dei siciliani. Insomma, conclude Schifani, vogliamo dimostrare che stiamo facendo di tutto per dare un segno di una svolta concreta e vicina alle esigenze dei cittadini. Nel decreto legge, composto da una decina di articoli, viene prevista l'assegnazione di risorse per mettere in sicurezza l'ARPA, così come richiesto dalla Corte dei Conti, l'appostamento di quasi 250 milioni di euro per il settore della forestazione, la proroga del trasporto gratuito sui mezzi pubblici per le forze armate e dell'ordine, ma anche per gli insegnanti e il personale sanitario.
Previsto inoltre l'aumento fino a 36 ore per il personale ASU in servizio al Dipartimento dei Beni Culturali, una norma che mira soprattutto ad assicurare l'apertura al pubblico dei siti museali e archeologici durante tutto l'anno. Sgravi inoltre fino a 30.000 euro per le aziende che assumono dipendenti a tempo indeterminato. La manovra approvata oggi, aggiunge l'assessore all'economia Marco Falcone, da un lato garantisce l'equilibrio finanziario e i servizi essenziali e dall'altro utilizza la leva pubblica per fare spesa efficiente e creare quelle condizioni di sviluppo nella nostra isola, così come dal programma redatto dal presidente Schifani. Dobbiamo cominciare a spegnere lo SPID e avere la carta d'identità elettronica come unica identità digitale. Vediamo. Dopo le modifiche strutturali al reddito di cittadinanza, il governo Meloni starebbe pensando di attuare un altro importante cambiamento, l'identità digitale SPID, ormai posseduta da 33 milioni di cittadini italiani, potrebbe infatti essere presto messa da parte per dar vita ad un unico sistema di identificazione digitale. La conferma sarebbe arrivata dallo stesso Alessio Botti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica, intervenuto sabato 17 dicembre scorso all'evento dedicato ai 10 anni di Fratelli d'Italia a Roma. Botti ha spiegato che l'intenzione è quella di spegnere gradualmente SPID e avere come unica identità digitale la carta d'identità elettronica, ossia l'attuale CIE. In questo modo, ha evidenziato, si faciliterebbero le azioni con la pubblica amministrazione. In una lettera indirizzata al Corriere della Sera, il sottosegretario ha poi chiarito che l'esecutivo sta lavorando per una sola identità digitale nazionale gestita dallo Stato, proprio come quella che gli italiani portano nei loro portafogli dal 1931. Lo SPID, sistema pubblico di identità digitale, consente a tutti i cittadini italiani che lo posseggono di accedere ai servizi online delle pubbliche amministrazioni per effettuare pagamenti, iscrizioni o accedere a bonus e agevolazioni. Sul sito del governo viene descritto come la chiave di accesso semplice, veloce e sicura ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali. Può essere erogato da diversi identity provider accreditati e non è quindi gestito dallo Stato. La carta d'identità elettronica CIE è l'evoluzione della carta d'identità cartacea. Ad oggi la detengono circa 32 milioni di persone, più o meno lo stesso numero di quelle che hanno lo SPID, dalle dimensioni standard di una carta di pagamento a 2 microchip che contengono i dati personali del titolare e le informazioni per l'autenticazione online della pubblica amministrazione. Anche la CIE può quindi essere utilizzata per l'accesso ai servizi sul web delle pubbliche amministrazioni e, oltre ad accertare l'identità del titolare, permette di firmare documenti digitali attraverso la firma elettronica avanzata FEA. Chi vuole ad oggi accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate o dell'INPS può dunque utilizzare sia lo SPID che la CIE. L'autenticazione via cellulare è abbastanza simile per entrambi gli strumenti, si tratta di inserire codici o avvicinare la carta al dispositivo mobile. La differenza sostanziale per chi utilizza il PC: coloro che possiedono la carta digitale elettronica devono infatti avere un software dedicato e un lettore di smart card, a differenza dello SPID che invece non lo richiede. Se è vero che il governo vuole spegnere il cosiddetto SPID, come affermato dal sottosegretario Butti, resta però da capire se le identità digitali già attive spariranno definitivamente o se invece confluiranno direttamente nel nuovo progetto unico della CIE. Il Corriere della Sera fa notare che la migrazione però potrebbe portare con sé delle problematiche. Lo SPID, a differenza della carta che potrebbe prendere il suo posto e che viene gestita dal Ministero dell'Interno, viene erogato, come detto, da vari identity provider come per esempio Poste Italiane, Aruba, Intesa e tanti altri. Per questo bisognerebbe capire come potrebbe avvenire il trasferimento delle 33 milioni di identità digitali, soprattutto considerando che attualmente non esiste un gestore pubblico deputato che se ne possa occupare. Il secondo problema sarebbe legato al lettore di smart card che oggi non tutti possiedono. D'altro canto però lasciare la CIE come esclusivo strumento per confermare la propria identità sia offline che online potrebbe anche essere utile per realizzare quel livello di sicurezza richiesto dall'Unione Europea per l'identità digitale europea, che potrebbe vedere la luce nel prossimo 2025.
Immigrazione, diritto al soccorso o criminalizzazione dell'aiuto, il caso Juventa, accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Vediamo. Quello alla Juventa, la ONG, accusata di concordare i salvataggi con i trafficanti di vite. Sarebbe un processo definibile ufficialmente, in qualche modo, politico. Lo si può ampiamente affermare, dunque, dopo che a Trapani, dove è in corso l'udienza preliminare, le forze dell'ordine, che hanno letteralmente blindato il tribunale, hanno spiegato che il presidio è necessario, in quanto si tratta per l'appunto di un processo politico. Tant'è che a chiedere di costituirsi parte civile non è stato, come da prassi, solo il Ministero dell'Interno, ma anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La ragione è duplice. Il governo, stando alla richiesta di costituzione, avrebbe subito un danno morale, economico, ma anche di immagine. Tali danni, afferma l'esecutivo, consistono in pregiudizi di natura patrimoniale tuttora in corso di quantificazione, riconducibile a tutte le condotte cosiddette lato sensu riparatorie, e cioè attività di vigilanza dei confini, attività di rintraccio dei soggetti illegalmente entrati nel territorio nazionale, attività di rimpatrio dei medesimi, nonché in via generale utilizzo di mezzi e di risorse umane sottratte ad altri compiti istituzionali delle forze dell'ordine, ma sussistono altresì i danni all'immagine, in quanto dalla condotta illecita degli imputati deriva la lesione di un bene giuridicamente rilevante, ossia il diritto fondamentale al conseguimento, al mantenimento e al riconoscimento della propria identità come persona giuridica pubblica. Insomma, l'intento del governo è quello di fare guerra alle ONG, ma prima di arrivare al processo la strada è ancora lunga e purtroppo dissestata. Il gruppo dovrà infatti pronunciarsi il 13 gennaio prossimo, ma tenere banco ancora una volta in questa ultima udienza è stata l'impossibilità di portare a termine l'interrogatorio richiesto dal capitano Dariush Beigui, data la mancanza, come sempre, di interpreti adeguati al ruolo. Da qui l'istanza di dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, con conseguente restituzione degli atti al PM avanzata da Nicola Canestrini legale assieme a Francesca Cancellaro. Dello stesso Beigui, l'interrogatorio ha evidenziato l'avvocato non si è infatti tenuto, data l'assenza di interpreti, causa non imputabili all'indagato stesso, e ciò nonostante la difesa avesse sottoposto l'autorità giudiziaria la problematica relativa al diritto dell'assistito di vedersi contestare le accuse in una lingua a lui comprensibile, come garantito dalla direttiva 2010/64 dell'Unione Europea, diritto già messo a rischio dalla mancata traduzione integrale degli atti del fascicolo. L'unico atto in tedesco messo a disposizione della procura è infatti l'informativa riassuntiva di polizia giudiziaria, ma non i numerosi allegati, e la difesa ha anche evidenziato ulteriori anomalie. Nel corso del terzo tentativo di interrogatorio la videoregistrazione della procura si è interrotta. Canestrini ha dunque prudenzialmente attivato il registratore del proprio cellulare, tenendolo in vista sulla scrivania, una mossa però non gradita dal PM, che ha intimato al legale di spegnere il registratore nonostante la liceità del gesto, senza però ottenere il risultato sperato. La difesa si è infatti rifiutata di firmare il verbale, ma ciò nonostante al 7 dicembre è stato notificato a Beigui il decreto di fissazione di udienza preliminare, segno che la procura ritiene correttamente espletato l'interrogatorio. Canestrini ha prodotto in aula i file registrati, mossa a cui la procura si è opposta, accusando il legale di aver effettuato una registrazione sleale e clandestina e di fare ostruzionismo, ma il giudice, dopo aver ascoltato l'audio, ha deciso di disporre una perizia, convocando 4 consulenti che dovranno consegnare le conclusioni entro il 9 gennaio. Non c'è alcun ostruzionismo, invece, ha detto Canestrini, solo pretesa del rispetto dei diritti umani. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. La polizia postale ha pubblicato un video con i consigli per evitare le truffe online nell'acquisto dei regali di Natale. Vediamolo. Natale è quasi arrivato e la corsa agli acquisti natalizi è ormai iniziata. Il poco tempo a disposizione e la necessità di acquistare prodotti a prezzi bassi favoriscono il moltiplicarsi di truffe sul web. Sul web, improvvisamente, compaiono falsi siti di vendita di alberi di Natale, di regali, di pacchetti per vacanze da sogno a prezzi scontatissimi.
La Polizia Postale delle Comunicazioni raccomanda massima prudenza. La prima regola è diffidare sempre di offerte eccessivamente vantaggiose. È preferibile acquistare da siti ufficiali o comunque già conosciuti, utilizzando in ogni caso una carta prepagata. Nel caso in cui si decida di acquistare da un sito per la prima volta, si consiglia di controllare, attraverso un comune motore di ricerca, le recensioni pubblicate da altri utenti e di verificare il feedback di gradimento del venditore. Infine, prima di procedere all'acquisto del prodotto scelto, è il caso di accertarsi che sul sito sia presente la politica di reso e un numero di servizio clienti attivo. Per qualsiasi altra informazione scrivete a www.commissariatodps.it. La Polizia Postale delle Comunicazioni vi augura buone feste. Inaugurato l'Ulivo della Pace innanzi all'Ars. Arturo Cantella. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani è intervenuto ieri pomeriggio all'inaugurazione dell'Ulivo della Pace in piazza del Parlamento a Palermo davanti al Palazzo Reale. Un'iniziativa del presidente dell'Ars e della Fondazione Federico II, Gaetano Galvagno, insieme al direttore generale della Fondazione, Patrizia Monterosso. Un albero che dà il senso della speranza, ha detto il presidente Schifani. Condivido e apprezzo la scelta del presidente Galvagno di dare questo importante messaggio alla vigilia delle festività natalizie. L'albero che dà il senso della speranza, io condivido e apprezzo la scelta del presidente Galvagno, tra l'altro al quale mi lega un rapporto di fortissima vicinanza e grande rispetto, perché è una persona che sicuramente e certamente darà lustro a quello che è un ruolo estremamente delicato, quello di essere ed apparire terzo, e già sin dai primi movimenti, alle prime azioni ha dato prova di questa terzietà che si deve trasformare anche in effettiva terzietà. Quindi sono veramente orgoglioso di lavorare con il Presidente dell'Assemblea fianco a fianco nel rispetto dei nostri ruoli istituzionali, ci attendono impegni non indifferenti in una terra che amiamo sia io che lui, e sono certo che lavoreremo non soltanto bene assieme, ma lavoreremo bene per i siciliani. Messina punta al marchio Deco con braciole e arancine. Vediamo. È un percorso certamente entusiasmante ed è un percorso che certamente porterà una fibrillazione in positivo a tutte le aziende che concorreranno alla certificazione di tutte le specificità. Oggi ci sarà l'esempio appunto della braciola, perché noi non facciamo involtini ma facciamo le braciole, ci sarà l'esempio dell'arancino, perché per noi è l'arancino, ma abbiamo i pitoni, la focaccia, abbiamo la pignolata, abbiamo dei vini eccezionali, esempi vitivinicoli eccezionali, abbiamo la pesca del pesce spada, anche quella è una Deco che va certificata, quindi alla fine, come vedete, noi dobbiamo racchiudere tutte queste specificità per creare un brand che sia emozionale a livello territoriale e quindi che dia la possibilità di fare dei percorsi che siano culturali, sportivi, mare, monti, seguiti anche da un percorso enogastronomico che poi racchiuda questa Deco e che racchiuda il brand Messina, perché Messina ha tantissimo da offrire e tante specificità in questo senso. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.